Eccoci qua, buongiorno. Allora, sono ancora qua con voi, per voi, sono Fernanda e con questa rosa di miei fan, allievi molto bravi, e per una nuova lezione di ginnastica dolce. Oggi useremo queste, che sono le bande elastiche, e come diciamo supporto, ecco, all'attività. Un consiglio per tutti, compresi voi, portare sempre una bottiglietta di acqua, non fredda, non gasata, non bibite, perché con questo caldo si suda e si deve reintegrare, quindi mi raccomando, portatela sempre. Incominciamo? Cosa dite? Però non camminiamo, oggi fa tanto caldo, quindi iniziamo con calma. Gli elastici li mettete dopo e si parte. Marciate intanto. Marcia. Respiro. Questo sottofondo è perfetto, è perfetto, mi fermo, inspiro e giù, fatelo lentamente, lavoriamo tranquilli oggi perché fa molto caldo. Di nuovo inspiro e giù, le gambe le teniamo un po' divaricate e lentissimamente andiamo a fare una circonduzione completa delle spalle, cercando di inspirare bene ed espirare. Via. 8, 7, 6, 5, 4, fatelo lento, senza corsa, 2 e 1. Di nuovo inspiro, espiro. Veramente qua inspirate ed espirate bene. Va, inspiro, espiro. Fermi lì, torniamo indietro. Vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Stop, molliamo bene, mollatele però, andate anche un pochino giù, sciogliete la schiena, la testa, mollo, lentissimissimamente, venite su, fatelo lento ragazzi, mi raccomando. Ok, inspiro, braccio destro e torno. Fatelo lento, è lo stesso, inspiro e torno. Facciamo anche un allungo più grande, prendo l'aria e allungate, torno, inspiro, espiro e sciogli, mollate un po' le gambe, flettetele bene, mollate le braccia. Andiamo con il capo, allungo bene e in alto, attenzione, non schiacciate la cervicale, vai, allungo e lì, fatelo lento, vai, 8, senza correre, 7, sciogliete le spalle, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, inclino, solo testa, non busto, vai, 7,
6, 5, 4, non dondolate, 3, cercate di non dondolare, 2, 1, stop, torno e ruoto destra e sinistra. Cercate di ruotare solo la testa, non dondolando. 7, 6, fermo il busto. 5, 4, 3, bravi, 2, 1, stop. Adesso giro la testa su un lato e gli faccio fare mezzo giro. Attenzione, fermi lì, perché questo ormai lo dovremo sapere, ma se voi non vi accorgete, quando siete da una parte, fate questo e magari questo, ok? E invece no, è lì, mi giro, un mezzo giro e torno dall'altra parte, uguale alla prima, ok? Quindi torno di qua di nuovo. Lì, rimango sul fianco, vai, prova, via, 8, fatelo lento, 7, senza dondolare, cercate di sentire il movimento della testa solo, 6, 5, bravi, meglio, 4, mollate però le braccia, 3, yes, meglio, 2, e 1, stop. Adesso va bene, piego poco le ginocchia e dondolo, sciogli bene la testa, le spalle, le braccia, lentamente vengo su, sempre la parte alta, cercate di venire su, guardate, vi dico sempre di piegarle poco queste, se ce la faccio lentamente, altrimenti mi appoggio, ok, per essere più stabile, la testa comunque sempre rilassata, tranquillamente vengo su lento e gira anche a me la testa, quindi mi raccomando perché non sono giorni facili, è pesante l'aria. Ok, adesso andiamo a fare questo, quindi piego e stendo le ginocchia, attenzione anche qua, guardate, non fate questo, magari apritele un pochino di più e rimanete non in avanti o indietro, appoggiate bene i piedi per terra e le braccia sono morbide, non guardo per terra ma guardo lì avanti a me e vado, piego e stendo, via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sciogli, 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 sciogli bene, mollare, mollare, mollare. Adesso solamente braccia, questo, attenzione. Guardate l'effetto, questo oppure questo è più morbido, il 2, molto bene, bravo! Quindi mollatele proprio, ma si devono mollare anche le mani, molle proprio, facciamo questo prima di sdondolare, mollatele, no, le dita non devono aiutare, il lavoro solo. Il polsino qua e le mani sono molli proprio, ok? Oh yes! E adesso con questa sensazione vado a buttare giù e su le braccia, quindi sono morbide, via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, insieme alle gambe che si piegano, le ginocchia si piegano, 8, 7, anche qua continuate, non mi fate questo, anche perché mi gira la testa, quindi rimango lì, 6, 5, 4,
respirate, 3, 2, meno male che qua si sta bene, 1, stop e sciogli, sciogli, sciogli. Continuiamo, braccia sempre la parte alta, sempre in piedi, apro e chiudo, attenzione, no, le devo vedere un poco, ok? Quindi no questo, l'apertura è qua, giù le spalle e apro e chiudo, via, 8, 7, 6, giù le spalle, 5, 4, con un po' di energia, non esagerare, ma un po' sì, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sciogli, mollare, compresa la testina, sciogli, 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 lentissimissimamente vengo su, sempre braccia aperte, sempre solita apertura, fletto, quindi si allunga bene e giù, piego, attenzione, non fare, sì, se ha problemi ferma lì. Allora, solo polsino, senza spingere troppo che fa male, ma devo dargli un po' di energia. Ok, proviamo a fare 2 volte 8 e stop, via. 8, 7, state giù con le spalle, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allora, visto che siamo bravi, fatemi un sorriso. Siamo tutti mosci, c'è mosciaggine, però dai, la mascheriamo, vai, uno e l'altro, quindi giù uno sull'altro, però no questa, no, ferme le braccia, senza fare il ciao, via, 1, 2, yes, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e adesso... Siete stanchi di stare in piedi, no, vero? No, no. Ma dai, fasemo. Sciogli bene, andiamo con le anche. E beh, queste cose qui, questo sgranocchiamento, diciamo, totale, iniziale, bisogna farlo. Non esagerate, non fatelo lento, visto la giornata, però gli do una bella ting da una parte e dall'altra. Via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mi raccomando non spingete troppo e adesso tutto il giro senza inarcarmi la schiena, ok? La schiena deve rimanere dritta, il lavoro è sulla proprio il giro qua, ok? Via, 8, 7, 6, 5, 4, torniamo indietro dall'altra parte, 4, 3, 2 e 1 e stop, sciogliamo bene, adesso ci mettiamo in parte alla sedia, quindi non giratela, la sedia rimane così e ci mettiamo verso la parte destra, ok? Cioè sinistra, scusatemi, lavoro con la gamba esterna, quindi gamba destra, quindi siamo praticamente fianco sinistro, ok? Fianco sinistro e parto con la gamba esterna destra. Yes, ci siamo? Bene, da questa posizione mi tengo, mano al fianco e andiamo a flettere e stendere l'avampiede, quindi si tira su e stira giù il tallone. Attenzione, perché qui lavora la caviglia, ma deve lavorare bene, non male, quindi non fatemi questo, ok? Ma mi dovete fare questo. Quindi su bene, devo schiacciare le 5 dita senza usare l'anca e solamente piede. Quindi 2 volte 8 il piede destro. Pronti? Solo questo, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, sciogliamo il piede destro, rimanete pure lì, quindi non cambiate fianco perché è solamente per appoggio. Sinistro sempre 2 volte 8, sempre tallone soltanto, spingo l'avampiede in giù, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo. Se ce la fate potete anche non appoggiarvi, ma dovete essere sicuri voi. 1, 2, non guardate giù, 4, 5, 6, 7 e 8 e sciolgo. Adesso per sicurezza mi tengo, solo devo essere tantissimissimo sicuro, posso anche farlo così, questo, quindi là e là. Quindi vi conviene tenervi, ok? Non fatelo con le mani, se ce la fate però attenzione. Qua andiamo e uno e l'altro, ok? Attenzione, fermi là. Vi viene magari da fare questo come il primo, invece no, cercate di mantenere i piedi sempre paralleli, magari un po' più divaricati, e rimanete lì, 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 tutto parallelo. Facciamo 3 volte 8, stringendo glutei e dentro la panzotta, l'altra mano qui o così se siete sicuri. Vado, forza ragazzi, vai, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre a basso, ancora, 1, 2, 3, 4, fermele anche, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, vi sto guardando, 2, 1, stop, mollate. Qualcuno faceva questo, senza, io esagero, però muove le anche. Stringo glutei dentro la panza, le anche non si muovono, non guardo per terra, rimango lì con la sensazione di essere un pochino in avanti, ok? Quindi è questo, e ogni volta che io porto su e giù devo portare giù prima bene e poi tira su l'altro, ok? Pronti? 3 volte 8 questo, poi sciogliamo. Vado? Vado? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, su bene 8, 7, 6, ferma l'anca, 5, 4, 3, 2, 1 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 e mezzo, 3 quarti, 8, stop, me mollo, sciogli, mollare bene, ancora in piedi ragazzi, ben, qua mi devo appoggiare, anche a me, meno male che c'è fresco qua sotto, se no ragazzi, allora ci appoggiamo, no qua, ma no così, là, in modo da avere bene l'appoggio sullo schienale della sedia, sempre i piedini un po' aperti, sempre paralleli. Andiamo, attenzione, non è solo questo, ma è questo, quindi faccio un leggero dondolio per premere un pochino sulla spalliera, che allora rafforzo anche spalle e muscolini. Ok, vado anche qui 3 volte 8, attenzione qua, non mi fate questo, assolutamente, cercate di sentire il lavoro sui polpacci, quindi non giratemi la caviglia. Pronti? 2 volte 8, via. 1, 2, 3, 4, spingo un poco, 5, 6, 7, il secondo 8, via. 1, 2, 3, ferme le caviglie, 5, 6, 7 e 8, mollo bene, sciogliamo anche le braccia, sciogli, riparto invece questa volta tirando su, quindi viene fuori questo, io sono sempre stessa posizione di prima
ma se mi devo allungare bene qua, butto un po' fuori i glutei e ritorno. Attenzione che nel ritorno, quando faccio questo, non devo fare questo, lo faccio dopo, quindi spingo in alto le punte e torno lì, senza andare no, rimango lì, fissa in diagonale. Pronti? Solo punte, via. 1, 2, fermo qua, 4, ferme, 5, 6, 7, fermi i talloni, ancora un 8, via. 1, non guardare per terra, 2, 3, guardate in lontano, 4, in lontano, senti come parlo, 6, 7 e 8, sciogli bene. Adesso facciamo il din don, che è molto simpatico, questo e questo, senza buttare fuori niente, resta lì sempre in questa posizione. L'unica cosa è che quando tiro su le punte vado un po' indietro con i glutei. Pronti? 2 volte 8, tenetevi bene, parto su, quindi 1, 2, 3, 4, bravi, stringete i glutei, 6, stringo i glutei, 7 e 8, ancora un 8, via. 1, 2, non portate in avanti il bacino, 3, resta là, 4, bravi, 5, 6, 7, 8, mollo un attimo e sciogli anche le mani, le braccia, sciogliamo, sciogli. Ultimo esercizio, poi forse ci possiamo sedere, cosa dite? Beviamo anche una graspina, così giusto per... Vengo sempre appoggiate bene qua, sempre piedi paralleli, vengo su, resto 8 secondi, tenetevi però, con le mani appoggiate, poi gli altri 8, ok, 1, 2, 3, sempre però con i talloni su, quindi i primi 8 appoggiate tutte e due le braccia, le mani, i secondi 2, destra, sinistra, occhio però, destra appoggio, sinistra, non è questo veloce, ok? Alzo e abbasso, sempre con i talloni su. Pronti? Vado, un 8 senza con l'appoggio, 8, stringo glutei dentro la pancia, stringete, 7, 6, 5, 4, 3, belli fieri, 2, 1, là, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, attenzione alle caice, 5, 4, 3, 2, 1 e adesso posso scendere e mi posso anche sedere e posso anche bere un bel sorsino di acqua, un bel sorsino. Ah, che ben! Ah, là. Allora, wow, abbiamo fatto circa 20 minuti, 25 minuti in piedi, bravi. Ok. Domenico, dai, avanti, no? Sciogli, che hai fatto un po' di vacanza, vabbè, a parte vabbè, ma comunque vi siete mossi un pochino, sì? Allora, ci sediamo per benino, appoggiamo la nostra povera schiena, sì, però no, così, no, queste naturalmente sono sedie un po' strane, però cercate di far finta di avere tutto lo schienale dietro, ok? E non mi inarcate la schiena, cercate che questa parte qua non faccia questo, ma stia là dritta, ok? Quindi là, appoggio però i piedi, no così, lì, belli stabili, prendo la mia bandina,
occhio, chi vuol fare un po' più di fatica gli fa un giro, non dovete essere eroi, dite ascolta, calma, mi faccio meno fatica, quindi fate voi, o lo girate, quindi è logico che la forza è diversa, oppure così. Io resto così. Adesso attenzione, prova, quindi voi state là giù, rilassate, guardatemi me, è questa, ok? Però cosa faccio io? Stendo prima un braccio, quindi questo, e poi l'altro, non è insieme, ok? Quindi è prima un braccio, lo devo fare lento, perché se voi fate lente le cose, sentite, soprattutto quando usate l'elastico che dite, boh, si lavorano le spalle, le braccia, ma si lavorano anche gli addominali, facciamolo abbastanza lento in modo da sentire che quando io tiro l'elastico sento un ninin di lavoro anche sulla pancina, ok? Quindi destra e sinistra, pronti, giù le spalle, allungo bene le braccia, testa bella alta, vado destra e sinistra, via. 1, 2, inspiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mollo e andiamo giù a rilassare. Chiudete proprio la testa, andate proprio giù e mollate bene. Mollate bene, rimango là, sciogli bene le spalle, lentamente, poi quando avete finito, lentissimamente venite su. Prendetevi tempo, ok? Di nuovo, se prima siamo partiti con la destra, adesso partiamo con la sinistra, sempre 2 volte 8. Appoggio bene, appoggio la schiena, cercate di vedere, sentire, di non fare l'inarcazione, l'inarcamento. Sentite come parlo oggi? Ma mi avete capito? Sì, vero? Vado sinistra e destra. Vai, occhio fermi. Usiamo la respirazione. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Attenzione, non questo, ma inspiro tutta la lunghezza ed espiro tutta l'altra. Inspiro e là. Vado via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dai, secondo 8, via, bravi. 1, 2, 3, 4, respirate. 5, 6, 7, 8, mollo, scioglietevi come meglio vi sentite voi, sciogli, sciogli, chi vuole andare giù, chi vuole sciogliere sono le spalle, le braccia e sciogli bene. Adesso questo lo possiamo lasciare un attimo sulla nostra schiena e schienale e andiamo a fare delle piccole marcette, ci stacchiamo, ok? Appoggiamo le mani sopra alle ginocchia, sopra le cosce e andiamo a dare attenzione perché non è solo questo, ma se riesco do come un input con la punta del piede, quindi hop, hop, ok? Piccole marcette, sto su bene, testa dritta, spalle giù, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, alzo, alzo, 5, 6, 7, ancora terzo, 8, state su 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, state su, 4, 5, 6, 7, 8, sciogli, mollatele proprio, appoggiatevi bene allo schienale, sciogliete bene le gambe, sciogli, 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 sempre per le gambe, fermi lì, intanto sciogliete,
sono sempre là, gamba, facciamo destra, vi dico io perché alcuni fanno destra, si parte sempre con la destra, facciamo così, vado, apro, chiudo, ok, lo faccio abbastanza veloce, nel senso, tum e tum, gli do come un piccolo calcino, tac, tac, 8, sciogli, altri 8, ok? Sciogli di nuovo, lo facciamo un po' di volte, un 8 destra, un 8 sinistra, un 8 destra, un 8 sinistra. Pronti? Resto su però, non mi appoggio, cerco di stare staccati dallo schienale e vado destra e sinistra, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, però vi ho fregato perché ho fatto invece che 1, 2, 1 solo, quindi ne avete fatti un po' di più. Vado, sinistra, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sciogli, vado sempre destro e sinistro, pronti, mezza, non guardate lì, sempre là, lì e là, pronti, vai, destro, via, 1, 2, 3, 4, su, 5, 6, 7, 8, mi fermo 2 secondi, 1, 2, stop, sinistra, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma siete bravi? E adesso vi frego, sciogli, ma già forse mi avete prevenuta, aspetta, no, dopo, destro, sinistro, ok? Pronti? Vado a contare 2 invece che 1, vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fermo però qui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quarto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, sciogli, oh che ben che sto, se avete voglia di bere fatelo, portatevi l'acquetta però e portatevela, sciogli, elastichetto, gamba destra e lo porto all'esterno della coscia sotto dietro, ok, prova, allora intanto mi devo sistemare bene, quindi no, niente di queste cose qua, mi appoggio bene, non appoggiate però i glutei sono bene attaccati alla sedia, non state alla fine, state verso all'inizio, ma state verso la fine. Da questa posizione tengo, inspiro, espiro, attenzione che è lento e l'elastico non deve essere teso e poi mollato così, no, una V e questa V rimane sia quando sono in trazione sia quando sono in riposo, deve rimanere fermo, l'elastico non deve mollarsi, deve rimanere sempre teso. Un 8 e sciolgo, cambio, via, sempre inspiro ed espiro, via, 1, lento, 2, 3, 4, 5, respirate, 6, 7 e 8, mollate un attimo, sciogliete, andate giù, sciogliete un attimo, sempre la stessa gamba, quindi riprendo l'elastico, lo metto nella stessa gamba e conto 8 in tensione, ok? Quindi 8 tempi in tensione, poi mollo, altri 8 tempi e mollo, ok? Pronti? Sempre la stessa gamba, quindi sempre la destra, vado, inspiro, 8 tempi, respirate normali, 1, 2, 3, giù le spalle, 4,
5, 6, 7, 8, bravi, mollate un attimo. Come state? Molto bene. Respirate? Dai, sempre stesso. Inspiro, espiro, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mollo e sciogliamo adesso. Mollate le mani un attimino, sciogliamo le mani, sciogliamo, sciogli e cambio gamba. Abbiamo 2 gambe, ragazzi, bisogna lavorare con l'altra. Pronti? Mezza. Ciò che altra si arrabbia, scusate. Inspiro, espiro, butto fuori, ferme le spalle, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, molto bene. Seconda volta, inspiro, espiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sciogli, molla. Cosa ha lavorato qua? La pancia, sentite che lavora? Provate. Adesso invece che sentire le spalle, le braccia che lavorano, sentite nel momento in cui alzo, tiro su, quindi stendo l'elastico, sentite che questa parte si rafforza, si indurisce, quindi là e la tensione si tende, ok? Stop, sciogli, mollare, lasciamo l'elastico, ma non, appoggiatevi adesso, giù le spalle, sì, c'è tempo, facciamo un po' di respirazione e giù. Dai, inspiro e giù. Adesso porto le braccia fuori, le metto dietro alla nuca. Attenzione, non me le incrociate, cioè non me le intrecciate, non fate questo, là, ok? Da questa posizione facciamo proprio dei bei respiri. Inspiro e allungo verso l'alto. Attenzione però, fermi lì, non mi fate questo, tenete sempre la parte bassa qua dei lombari ferma e allungate invece verso l'alto la testa e allungate le spalle, i gomiti verso lì. Inspiro e poi porto giù, non chiudo però, da qua vado giù e di nuovo inspiro e giù. Fatelo lentamente, un po' di volte, lento, ancora, vai, inspiro, espiro. Attenzione, guardate, non ce l'ho qua e faccio questo, ce l'ho qua sopra dove ci sono queste 2 nocchette, rimango là, inspiro e porto lì, senza schiacciare troppo e neanche quando vado indietro non schiacciate la zona cervicale. Pronti? Ultima volta, vai, inspiro e giù, espiro, mollo, sciogliamo bene le spalle. Adesso riprendiamo la nostra banda elastica, ci stacchiamo dalla sedia, qui sì possiamo fargli fare un giro perché lo usiamo a mo' di voga, ok? Lo facciamo ogni tanto anche con le bacchette, si può fare anche con l'elastico, con le funicelle, quindi fategli un giro proprio. Da questa posizione vado a vogare, attenzione, fermi lì, stendo e lo faccio poi in maniera fluida. Le prime volte fate delle prove perché il braccio deve fare questo, mi allungo, senza tirar su la spalla. Non mi fate questo, no?
giù la spalla e allungo bene le braccia. Vai, ok, bravi, via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, attenzione. 1, 2, 3, 4, una leggera torsione del busto. 6, 7, 8, senza torsione. 8, 7, ferme, ferme. 6, 5, 4, 3, 2, 1, mollo e sciogli. Andate bene giù, rilassate la schiena. Quindi schiena questa volta veramente bella curva e anche la testa è bella rilassata. Se sentite che vi gira la testa eccetera, mettete le mani sopra le ginocchia, ok? Da qua torno su, tenete pure l'elastico lì che non vi dà fastidio. Ci appoggiamo con i gomiti. Da questa posizione andiamo ad allungare la spalla destra verso il ginocchio sinistro. La testa non sta così, mamma mia, oppure così, lì. Lo sguardo più lontano possibile, così si allunga la nuca. E vado a destra, inspiro e sinistra. Abbinate l'inspirazione quando vengo su e l'espirazione quando vado giù. Vado, inspiro, espiro, via. 1, 2, 3, fatelo lento. 4, testa lunga. 5, 6, 7, rimanete dove sono, quindi destro, sinistro, non importa. Con la spalla cerco di tenerla spinta verso la parte opposta in 8 tempi. 8, 7, compresa la testa che gira uguale. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, vado dall'altra parte, butto fuori l'aria, respirate normale, 8 secondi, 7, spingo la spalla, 6, 5, 4, testa lunga, 3, 2, 1, lentamente inspiro e lentamente gobba del gatto e vengo su. Lenti, fermi, che gira un attimo la testa, mi sciolgo. Andiamo a fare un bel po' di relax. Allora, sempre elastico. Mi appoggio bene, senza nessun problema, senza nessuna ansia, eccetera. Prendo il mio elastico. Da questa posizione lo allungo ed espiro. Fatelo lento. Rimango su, inspiro ed espiro. Ascoltate la vostra schiena che deve rimanere lì ferma, non me la inarcate. Inspiro, giù le spalle, espiro. L'ultima volta, attenzione, inspiro, rimango là, giù spalle, su spalle, giù spalle, su spalle. Ok, vado, inspiro, espiro, vai, inspiro, espiro, ancora, inspiro, espiro, porto giù, sciogli un attimo, sciogli, 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 mollare bene, sciogli un attimo la testa, anzi, sempre in proprio il relax completo, facciamo fare un giro di testa, wow, ma non in maniera forte, lentina e piccola, quindi si muove soltanto la testa senza esagerare con la cervicale e lento. Io parto da destra e gli faccio fare un piccolo, è come se disegnassi un cerchio in alto con la mia testa. Se faccio questo diventa una specie di ribaltamento. No,
io devo fare solo questo, piccolo, senza forzare niente, in maniera rilassante. Respirate, fatelo in quanti tempi volete e gli faccio fare proprio un piccolo giro completo. Vai, lento, lento. 8, 7, 6, molto dolce, molto blando. 5, 4 e se riesco torno indietro, lo faccio dall'altra parte. 4, lento. 3, 2, senza forzare troppo il collo. 1 e stop. Mi fermo, mi appoggio bene, una mano, la sinistra appoggiata, la destra fuori. Attenzione, inspiro, espiro. Quindi tutta un'ispirazione, compresa la torsione un po' del busto, e poi abbraccio la spalla opposta. Ok, vai, grande inspiro, espiro, ancora vai, inspiro, espiro, l'ultima volta, tutta l'andata, inspirazione, cercate di dosarla, espirazione e stop. Cambio, appoggio, braccia fuori, mi appoggio bene, giù spalla, vado torsione, inspiro, prendo aria e butto fuori, vado ancora, inspiro, apritela dolcemente il braccio e chiudetelo dolcemente, ultima volta, vai, inspiro, espiro e poggio e sciogli, vado su, inspiro, espiro, ancora su e giù, scivolo su e giù, attenzione, rimango su, morbido e lento, faccio un dondolio. Attenzione, le mani non devono essere così, ma neanche morbide, là, allungo da una parte e dall'altra senza che vi dia fastidio questo movimento. Fate finta di essere gli alberi, c'è anche il vento, che bello, vai. 8, 7, 6, morbido, 5, 4, 3, 2 e 1, lentamente torno giù, sciogliamo, mollate, mollate. Gamba destra, là, stesso braccio, sto bene appoggiata, inspiro ed espiro. Allungo verso, ma non devo toccare, se ce la faccio allungo, altrimenti dove arrivo? Allungo però bene la spalla. 1, 2, 3, 4, appoggio e vengo su. Cambio, vado, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Se riesco, 1, respirate normalmente, 2, 3, 4, appoggio e rullo su piano. Fatelo lentamente. Vado, inspiro, stendo destro, vado, inspiro e giù, espiro. 1, 2, 3, 4, mollo. Fatelo lento, inspiro, espiro, inspiro, espiro, rimango,
1, testa lunga, non state con la testina lì lunga, 2, 3, 4, lentamente, mollo. Adesso sempre in maniera molto rilassante, eccetera, mi stacco però dalla sedia, mi appoggio, sono dritta, neutra però, ok? Da questa posizione, guardatemi, è una prova, inspiro, non alzo niente, solo l'ispirazione per potermi alzare un pochino di più e dopo, senza curvare troppo la testa, di nuovo inspiro e lentamente, ok? Quindi fate l'inspirazione, allungo in su ed espirazione giù, è come un palloncino che si gonfia e si sgonfia, ok? Vado, inspiro, giù le spalle, espiro, qua proprio mi curvo la schiena, vai di nuovo, inspiro, non su ed espiro, di nuovo inspiro e là, attenzione, inspiro, espiro, schiena inclinata ma dritta, inspiro, fatelo piano se non gira la testa, lentamente, inspiro, espiro, inspiro e giù, rimango, giù le spalle, giù le braccia, mollate, piedi, sì, c'è ancora un 5 minuti buoni. Rimanete con le braccia, devono essere rilassate. Se io sto rilassata così, se io sto rilassata, mi piace stare di più con le braccia là, come volete. Se io sto come volete, tiriamo su le gambe, stendiamo e flettiamo e stendiamo i piedi, sempre in maniera tranquilla, ok? Quindi inspiro ed espiro, via, 1, giù le spalle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e giù, sciogli. Ultima volta, fletto e stendo, vado, inspiro, espiro, adesso respirate normali, stendo e fletto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e giù, sciogli, sciogli bene. Adesso lentamente lasciate pure l'elastico sulla sedia, ci alziamo, fatelo lentamente. Mollate l'elastico, venite fuori un pochino di più dallo schienale, lento, vengo su, fatelo lento. Sciogli bene, sciogli, sì, anche a me sono tutta appiccicosa, sciogli, sciogli, sciogli. Apriamo, divarichiamo un po' le gambe, i piedi sono un po' aperti senza esagerare. Vado a prendere aria, inspiro e giù, espiro, cambio, raccolgo, inspiro e di nuovo destra, inspiro, lento, espiro, lento, inspiro e giù e sciogli, 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 mollate un attimo, guardate, anzi destra, non qua, là, inspiro ed espirando tiro, non strappo, tiro verso sinistra, braccio e testa,
e rimango lì 4 secondi. 1, 2, 3, 4, mollo e sciogli. Non dovete inclinare il busto, deve rimanere fermo. Mano sinistra, braccio sinistro, sempre lì. Inspiro ed espiro, vai. 1, 2, 3, 4, torno e sciogliamo bene le spalle e le braccia. Adesso braccio destro, mano lì, come la sentite meglio, chi di qua, chi come volete, però l'avambraccio, giù la spalla, inspiro ed espiro, cerco di allungare la spalla. 1, 2, 3, 4, lentamente mollo e sciogli bene. Cambio, braccio, là, giù la spalla, state giù con la spalla, manina lì, inspiro, espiro, allungo. 1, 2, 3, 4 e mollo. Molliamo, continuiamo a sciogliere bene, mollate le gambe, mollate il tutto e vado a inspirare. Occhio giù, sciogli bene. Di nuovo vengo su piano. Ultima volta, vai, inspiro, chiudo, giù e diamo un ultimo sbuffo e ciao! Ci vediamo martedì prossimo.